15ª edizione di questo Convivio Palazzo, ovviamente un'edizione che abbiamo cercato di preparare al meglio, stiamo ogni anno cercando di migliorare questo evento, che seppur non facile perché siamo veramente molto scrupolosi, molto meticolosi nella preparazione, ogni anno vedo che riusciamo a migliorarci. Quest'anno l'edizione è dedicata a Merlin Cocai, che è in realtà Teofilo Folengo, che è un mantovano che ha avuto delle vicende a Mantova molto importanti, magari non conosciutissimo, però che una volta conosciuto abbiamo capito che andava comunque valorizzato, andava raccontato al nostro modo. Quindi come sempre andiamo ad aggiungere degli spunti culturali all'interno di una manifestazione che è sì culinaria, con un grandissimo banchetto, quello del Convivio rinascimentale, che è ispirato ai fasti dei banchetti dei Gonzaga, ma anche un'area locanda aperta a tutti gratuitamente, dove ognuno può mangiare dei piatti veramente prelibatissimi. Non solo mangiare, quindi anche eventi culturali. Quest'anno una chicca sicuramente l'abbiamo messa con la partecipazione in un convegno che ci terrà domenica pomeriggio con il professor Vittorio Sgarbi, che si addentrerà per quello che riguarda gli artisti lombardi del 1500. Quindi andiamo a approfondire l'aspetto culturale, diciamo, al quale ovviamente teniamo sempre moltissimo. Grazie alle bellissime collaborazioni che abbiamo messo in atto in questi anni, siamo in una bellissima mostra che hanno allestito qui, dove viene raccontata e ci sono tantissime armature che vengono spiegate veramente dei professionisti filologi che conoscono ogni dettaglio, ogni particolare dell'armatura o piuttosto che dell'arma che veniva utilizzata fra il 1500 e il 1600. La nostra mostra è il mestiere delle armi nel Rinascimento italiano. La abbiamo chiamata il mestiere delle armi perché in onore anche di Armando Olmi, che nel 2001 ha fatto il film su questa zona qua dei Gonzaga, con le battaglie fatte in questo periodo. E qua, se uno vuole vedere, viene a vedere la nostra esposizione, di cui spade, armature, tutto ciò che si usava nel periodo della guerra in Italia. Allora si facevano chilometri e chilometri a piedi con le armature addosso, quindi erano delle fatiche immane e non c'erano le strade che c'erano allora, quindi praticamente c'erano del fango e sterrati.